Ciao amici, guardate qua che meraviglia. Uno dei vantaggi di vivere in montagna è quello di poter acquistare questi prodotti direttamente dagli allevatori e annoverare i pastori tra i propri amici è una grandissima fortuna. Questi quagli, questo Scallus de Gravittu, arrivano direttamente dall'allevamento dei fratelli Boi, Francesco e Pietro, anche se Pietro da un po' di tempo non può più dedicarsi agli animali per motivi di salute. Francesco ancora ha questa passione, ci prepara le scorte di Casevita, quel formaggio che io utilizzo per preparare scoccoedasa e scurgionesi, gli agnolotti che si chiudono con la spiga, e poi possiamo gustare capretti, carne di capra, formaggi vari, ma soprattutto sugallo. Ma molti di voi sapranno quanto è ricercato e quanto è buono, un profumo, una fragranza indescrivibile. Bene, vi saluto con l'augurio che domani arriverà la primavera e speriamo che ci porti tante buone novelle. E l'augurio è che molti giovani decidano di avvicinarsi a questo mestiere, ad allevare capre, agnelli, maiali e quant'altro, perché non possiamo prescindere dalla terra, non possiamo prescindere dall'agricoltura e dalla pastorizia e non si può vivere soltanto di scrivanie. E voi lo sapete benissimo, che, tra virgolette, io sono una statale, ma non disdegno la stalla dei maiali, vado a raccogliere ghiande. Ieri ho raccolto non ricordo quanti sacchi di fogliame dal nostro orto, chiamiamolo giardino di mamma, ma uguale, perché noi non mai, l'abbiamo sempre chiamato sorto, nonostante ci siano centinaia di piante di calle e altrettante di rose. Tra poco ci daranno grandi soddisfazioni, perlomeno lo speriamo, però come dice una mia amica, a curare la terra bisogna stare chini. Quindi nel mio piccolo anche io mi occupo di animali, oltre a quelli domestici. Ehm, Lo dico spesso che ho in mente di ricomprarmi due caprette per poter avere una piccola provvigione di formaggi e di prodotti direttamente dal mio allevamento. Ho serie difficoltà a reperire il tempo perché, come dice sempre babbo, un animale è come un gregge, ha bisogno di mangiare tutti i giorni e non è che lo puoi delegare a chissà chi e non è semplice trovare neanche quegli aiuti, per cui tanti auguri a tutti voi per la nuova stagione che sta arrivando. Ringraziamo il cielo per tutto ciò che di buono abbiamo avuto sino a questo momento in quest'inverno. Vi saluto. A presto e più di uno di voi avrà la possibilità, chi Deo volidi, di mangiare con noi questo scalloso. Ciao!